Tra Comune, Ordine Carmelitano e Curia Arcivescovile di Agrigento c'è in atto uno scontro di competenze per quanto riguarda la gestione e l'effettiva titolarità delle reliquie di Sant'Angelo Martire, patrono della città. Scontro emerso, anche con toni sostenuti, durante la conferenza stampa convocata dal sindaco Galanti e a cui hanno preso parte anche il priore provinciale dei Carmelitani Toni e il responsabile dei beni culturali della Curia, padre Giuseppe Pontillo. Alla conferenza presenti anche l'esperto del sindaco Ivan Marchese e gli storici Laperna e Lo Greco, i quali hanno stilato una dettagliata relazione tecnico-storica. L'impressione avuta alla fine del confronto è però quella di una volontà di trovare un punto di incontro quando ormai il ricorso alle carte bollate sembrava davvero alle porte. Da Palazzo di Città, in buona sostanza, è stata contestata la ricognizione con apertura dell'urna argentea operata nei mesi scorsi in pieno anno giubilare. L'ente ha depositato una relazione al Ministero dell'Interno e l'intervento del sindaco Galanti ha confermato la distanza tutt'oggi presente tra le parti. Chiede maggiore rispetto, ma quello che il Comune, cioè nella persona del sindaco, cioè io, Pino Galanti, quello che chiedo è la possibilità del colloquio, non la chiusura di ognuno di noi e camminare in maniera autonoma. Qui si deve andare avanti affrontando le problematiche assieme. La Chiesa non è separata dall'amministrazione, la Chiesa fa parte dell'amministrazione, fa parte delle istituzioni e loro assieme all'amministrazione, che non è il dottore Galanti, è quello che c'è lì al momento, chiunque, loro si debbono interfacciare con l'amministrazione. Tramite la relazione dei suoi storici, il Comune ha fatto valere le proprie ragioni. Uno ius patronatus attribuirebbe infatti la proprietà al Comune e non alla Chiesa. Questa la replica di padre Giuseppe Pontillo. L'anniversario di Sant'Angelo è un bene spirituale per la comunità di Licata. A prescindere dall'interpretazione dello ius patronatus, dobbiamo fare vivere a Licata un momento spirituale e, per chi non vive la dimensione spirituale, anche un momento culturale di crescita umana che porta a dare delle risposte di maturazione a tutta la comunità cristiana. Non è questione di proprietà, è questione di tutelare il bene della comunità di Licata, che prima di essere un bene materiale è un bene spirituale, un bene morale, come padre Toni più volte ha ricordato, che sono le reliquie di Sant'Angelo, che non sono altro che la vicinanza della santità a una comunità che vuole vivere la sua identità cristiana. La miccia è stata innescata dalla recentissima donazione di alcune reliquie di Sant'Angelo alla comunità ecclesiale gelese. È questo che vorremmo tutti, perché in fondo il giubileo è iniziato, ma deve ancora entrare nel vivo a causa della pandemia e di tutto quello che abbiamo vissuto. Per cui è chiaro, dobbiamo tendere ad una unità oltre le divisioni dentro tutti i settori, quindi dentro sia i settori istituzionali, noi che siamo tornati per servire, per aprire una realtà come quella di Sant'Angelo, che era già servita, ma che vorremmo rendere ancora più fruibile a coloro che vogliono accompagnamento spirituale, preghiera, onorare le reliquie di Sant'Angelo, soprattutto farsi ispirare dall'esempio cristiano e umano di Sant'Angelo, e poi anche all'interno della popolazione, all'interno di questo paese, che proprio deve trovare ed è chiamato e vuole trovare intorno a Sant'Angelo la propria unità.